E amici di Bella Sicilia, l'evento da non perdere in questo fine settimana a Castelbuono. Ci troviamo in provincia di Palermo, siamo nelle Badonie e qui si sta lavorando per realizzare l'infiorata 18ª edizione. Questo è il corso principale di Castelbuono, vedete qui si stanno realizzando queste opere grazie ai maestri infioratori, grazie anche a tantissimi volontari. Un'infiorata dedicata a San Francesco, 800 anni dalla sua morte, e nelle prossime ore arriveranno anche le reliquie del santo qui a Castelbuono. Si attende solo l'arrivo dei fiori per completare queste opere e intanto vedete si utilizzano tanti materiali per rendere speciale questa 18ª edizione dell'infiorata di Castelbuono. E noi vi auguriamo un buon fine settimana proprio da questo luogo. Fateci sapere da dove ci state guardando, scrivete nei commenti anche cosa ne pensate di questa manifestazione. Ed ecco qui i bellissimi lavori che stanno per essere ultimati, vedete? Si utilizzano tanti materiali, tantissimo lavoro, tantissima abilità nel realizzare queste opere che resteranno qui visitabili per alcuni giorni, quindi se siete nei dintorni veniteci a trovare. Intanto domenica, domani, ci sarà la possibilità di vedere per tutta la giornata i lavori ultimati, uno spettacolo imperdibile. Guardate qui cosa hanno realizzato. No, guarda io sono Gianeccia, basta. Sono anche giovanissimi che partecipano nella realizzazione di queste opere. Come dicevamo, mancano ancora i fiori, stanno per arrivare, quindi restate con noi perché più tardi torneremo a mostrarvi anche i lavori con i fiori. E poi dicevamo domenica arriveranno anche le reliquie del santo. Domenica pomeriggio ci sarà questo grande momento religioso che renderà ancora più prezioso questo evento organizzato qui a Castelbuono dall'associazione Promo Madonie. Ecco, guardate la tecnica. Che materiale stai utilizzando? È crusca. Crusca? Crusca. Tu da dove arrivi? Da Noto. Quindi non è la prima volta per te partecipare alle infiorate? A Castelbuono sì, però in giro no. Complimenti. Cosa stai realizzando in questo momento? L'orecchio, il particolare del volto di San Francesco. Ci vuole tanta pazienza? Tantissima. Ma quando hai imparato? Da 16 anni che faccio l'infiorato. Complimenti. Allora, ci sono anche i maestri infioratori di Noto qui a Castelbuono. Adesso vi mostreremo una bella immagine dell'insieme di tutto il corso principale di Castelbuono. Guardate che spettacolo. E qui si lavorerà per diverse ore ancora per ultimare l'infiorata, si andrà avanti per tutta la notte, quindi seguiteci in pagina. Vi mostreremo più tardi altre fasi delle lavorazioni appena arriveranno i fiori e poi domenica vi mostreremo il lavoro ultimato.
Infiorata di Castelbuono, ecco qui il programma. Questa è la via Sant'Anna, quindi in maniera del tutto libera i visitatori potranno ammirare questi capolavori. Salutiamo tutti gli amici che sono collegati. Fateci sapere da dove. E vi mandiamo un grande abbraccio da questo borgo siciliano nel cuore delle Madonie. Seguiteci anche su Onda TV, vivo in Sicilia. Questa è la bella Sicilia che ci piace raccontare a tutti voi. Una bellissima cornice che ogni anno ospita questa manifestazione che cresce anno dopo anno, è la 18ª edizione. E qui altri quadri aspettano solo di essere ultimati con i fiori che arriveranno a breve. E quindi più tardi torneremo a ricollegarci con voi amici per mostrarvi altri momenti della preparazione dell'infiorata di Castelbuono, uno degli eventi più apprezzati in Sicilia di questo genere perché la location è veramente stupenda. Questo è il corso principale, la via Sant'Anna, e qui vedete si continua a lavorare. Infiorata dedicata alla figura di San Francesco d'Assisi. Giovani e meno giovani tutti insieme per realizzare questi lavori che saranno ultimati nel cuore della notte. Cercheremo di raccontarvi magari nelle prossime ore altri momenti di questa manifestazione e qui sarà una notte lunga. Guardate che colpo d'occhio, guardate che spettacolo. Salutiamo Nellina, ci saluta e ci segue sempre da Messina. Ciao Lucia, ciao Teresa. Questa è la lunga notte dell'infiorata di Castelbuono. Infiorata quest'anno dedicata a San Francesco d'Assisi. Domenica ci sarà la possibilità di ammirare i lavori ultimati. Salutiamo tutti gli amici di Bella Sicilia. Ciao, ciao, ciao. Amici, ciao. Allora amici, seguiteci in pagina perché vi racconteremo altri momenti di questa manifestazione. Vedremo la preparazione dei quadri con i fiori che arriveranno a breve. E qui il corso Sant'Anna e il borgo di Castelbuono vi aspettano. Queste opere saranno visitabili per diversi giorni, quindi ci sarà un programma molto ricco domani e anche il 2 giugno. E intanto per chiudere questa live vi mostro il castello dei Ventimiglia, augurandovi ancora una volta un buon fine settimana. Oggi siamo stati impegnati su vari fronti, siamo stati impegnati a Tusa, siamo andati a Longi, siamo andati anche ad Alcara Lifusi, tanti eventi da raccontare sulle nostre piattaforme, tra le più seguite in Sicilia, e per questo vi ringraziamo perché siete voi la nostra vera forza. Eccolo qui, il castello in tutto il suo splendore. E per il momento vi salutiamo da Castelbuono, Infiorata, 18ª edizione. E l'evento continua.